Focus TG, un buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati in diretta con la nostra informazione. Vi annuncio già che alle 12:30 ci collegheremo con la Sala della Protezione Civile di Marghera con il presidente Luca Zaia per la consueta conferenza stampa che oggi torna puntuale per fare appunto una panoramica con gli ultimi aggiornamenti sulla situazione della pandemia nel Veneto, con i dati relativi ai contagi, ma soprattutto sulla campagna di vaccinazione in attesa della visita domani del generale Figliuolo che sarà appunto nel Veneto. Facciamo un passo indietro, adesso partiamo con i nostri servizi, con l'incontro che c'è stato ieri a Verona per fare il punto sulle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Confermati gli investimenti, presto ci sarà un commissario per la gestione dell'evento. Sentiamo. Ricordo che sul miliardo di euro che già abbiamo in mano, diciamo, per le infrastrutture, 325 milioni sono dedicati al Veneto. Tra queste ricordiamo la variante di Cortina piuttosto che la variante di Longarone e altre opere. Dall'altro c'è il tema delle infrastrutture sportive, sui quali abbiamo già 145 milioni. Una torta da 11 miliardi di euro spalmati su 60 opere, strade, autostrade, palazzetti dello sport. La cifra astronomica la dà per la prima volta il vice ministro alle infrastrutture Alessandro Morelli, ospite questa mattina in Fiera a Verona, per portare a battesimo la società che di fatto traghetterà i territori protagonisti dell'evento sportivo più atteso all'obiettivo Milano Cortina 2026, con un progetto di sviluppo infrastrutturale, anche tecnologico e di rete viaria. Innanzitutto fare queste Olimpiadi, quindi diciamo che dobbiamo innanzitutto snellire ancora di più la burocrazia, pensare per esempio alla Pedemontana, che è un'opera importantissima per il Veneto, per tutte le regioni del nord-est, e quindi noi stiamo lavorando perché questo obiettivo venga perseguito nel più breve tempo possibile. Abbiamo perso tempo, ora serve correre la squadra, ingrana la marcia. Confermata la gestione commissariale per la realizzazione più efficace e snella delle opere. Oggi siamo in una situazione nella quale 60 opere sono già state commissariate, altre 30 saranno commissariate nelle prossime settimane. La dimostrazione che appunto questa norma, il codice degli appalti, è un codice che assolutamente non è coerente con le necessità di questo Paese. Gli fa eco il governatore Luca Zaia. Si deve andare avanti, però le opere si realizzano solo se si danno poteri straordinari commissariali, altrimenti in questo Paese prima arriveranno le Olimpiadi e poi le opere. Intanto i primi 25 milioni per il Veneto sono già stati stanziati da ANAS per la variante di Longarone, la strada per Cortina. L'incontro a Verona questa mattina perché proprio all'Arena si terrà la serata conclusiva delle Olimpiadi. E approfitta il governatore Zaia dei microfoni per dare l'ultimo aggiornamento sulla situazione epidemiologica a poche ore dell'incontro fissato per il pomeriggio con il governo. Non c'è il rischio di passare in zona arancione. Oggi abbiamo una riunione importante con il governo. Il Veneto chiede che si valuti ovviamente il tema della soppressione del coprifuoco. E a proposito di situazione pandemica e di sanità, interviene il direttore generale della sanità del Veneto, Luciano Flor, che dice sulla sanità veneta ci sono state polemiche inutili. Sentiamo il perché. Abbiamo avuto polemiche inutili. La macchina del servizio sanitario regionale, che ha 60.000 operatori nella sanità, ne ha altri 30.000 nelle case di riposo. Si sono fatti 4. Luciano Flor è diventato direttore generale della sanità del Veneto nel dicembre del 2020, in uno dei momenti critici della pandemia, e rivendica con decisione l'impegno di un'organizzazione sanitaria che ha compiuto e sta compiendo uno sforzo immane in un'area come il nord Italia tra le più colpite dal coronavirus. Se noi prendiamo l'Emilia Romagna, la Liguria, il Piemonte, la Val d'Aosta, la Lombardia, il Trentino Alto Adige, e il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, sono 8 regioni. Sono le 8 regioni, le sole 8 regioni che hanno mortalità superiore al 0,20%. Di queste 8 regioni la mortalità più bassa ce l'ha il Veneto, che ha 0,22. Non serve fare studi o pubblicare studi o fare ricerche. Dividi la popolazione per i morti, hai i morti ogni 100.000 abitanti.
Se questi sono i dati totali, secondo Flor non è corretto parlare di un caso veneto nei decessi in una vicenda complessa come l'incidenza di una pandemia che si muove con modalità di cui non c'è ancora completa certezza. Che il Veneto abbia avuto l'ondata a novembre-dicembre e qualche regione confinante l'abbia avuta 2 mesi prima o 2 mesi dopo, come me lo spiega chi sa tutto? Noi abbiamo oggi metà ricoveri di molte regioni italiane, Piemonte, Toscana, Lazio, Campania, stessa Emilia Romagna, la Toscana, sono martorizzate anche oggi rispetto a noi, pur in calo di incidenza. Dall'UNESCO cambiamo argomento, ci sono novità importanti per quanto riguarda la città di Padova. Il primo via libera è arrivato. ICOMOS, l'organo tecnico a cui UNESCO delega la valutazione sui patrimoni dell'umanità, ha espresso un giudizio positivo sull'Urbs Picta di Padova. Il ciclo di affreschi del Trecento, che include la Cappella degli Scrovegni dipinta da Giotto, il Battistero del Duomo di Giusto dei Menabuoi e la Cittadella Antoniana con l'Oratorio di San Giorgio e gli affreschi di Altichieri da Zevio. Un giudizio tanto atteso da Padova, che ha subito rallentamenti a causa della pandemia. Ora il passo successivo per suggellare la candidatura padovana riguarda il giudizio del Comitato Internazionale dell'UNESCO, che si riunirà online dal 16 al 31 luglio. Nel frattempo grande soddisfazione è stata espressa sia dalla Regione Veneto che dal Comune di Padova. Padova è stata promossa a pieni voti, questo vuol dire che noi, come abbiamo sempre sostenuto, abbiamo portato avanti come città, come insieme di attori istituzionali, associativi, una candidatura che è stata riconosciuta degna di ottenere il sigillo, il riconoscimento di patrimonio UNESCO dell'umanità. Non è mai accaduto nella storia, sono solo 2 casi che dopo un giudizio così positivo di primo grado dell'organismo tecnico, il comitato politico istituzionale potesse cambiare parere. Se verrà confermato anche con il secondo giudizio, con gli affreschi di Padova, il Veneto si confermerà la regione italiana con il maggior numero di siti riconosciuti patrimonio UNESCO, ha detto il governatore Luca Zaia. ICOMOS, nell'assegnare il giudizio positivo, si limita ad alcune raccomandazioni come un ampliamento del piano di gestione e chiede la modifica della denominazione del sito da Urbs Picta al più consigliato e dettagliato cicli di affresco del XIV secolo a Padova. Parliamo adesso della campagna di vaccinazione, andiamo a vedere qual è la situazione nell'ULSS 7 pedemontana. La campagna vaccinale nell'ULSS 7 procede a ritmi serrati. Nella giornata di ieri il nostro target era di 2.500 vaccinazioni, ne abbiamo garantite 2.700. Stiamo andando avanti con grande importanza nei numeri con la classe 50-59. Abbiamo aperto delle agende con progressiva saturazione fino al 9 giugno e abbiamo su una disponibilità teorica di circa 40.000 posti saturato più della metà. Già in questi primi 2 giorni circa il 25% di questa popolazione si è già vaccinata. Si va avanti anche con le altre categorie e fasce d'età over 50. Con l'apertura, prevista il 13 maggio, della nuova sede vaccinale all'ex Eurobrico, si potrà contare su una media giornaliera di oltre 1.500 inoculazioni. I prossimi passi dell'azienda sociosanitaria sono chiari. Coprire subito la fascia 40-49, ma non è da escludere come ci possono essere anche indicazioni di aprire in maniera un po' indistinta alle popolazioni rimanenti la campagna vaccinale. Si attende a breve il via libera per il vaccino anche alla classe 12-16 anni oppure 10-16 anni. Buone notizie arrivano dalla Commissione in Consiglio regionale perché c'è il primo via libera alla proposta dei termini di proroga dei termini di pagamento del bollo auto come forma di agevolazione alle famiglie e ai contribuenti in tempo di pandemia. La prima Commissione del Consiglio regionale ha espresso infatti parere favorevole unanime alla proposta della Giunta illustrata dall'assessore al bilancio Francesco Calzavara di modificare le scadenze previste per il pagamento della tassa automobilistica regionale in considerazione delle misure di emergenza adottate per contenere la pandemia. Se il disegno di legge sarà approvato, le scadenze slitteranno ulteriormente, quindi al 31 agosto e al 30 settembre per i contribuenti tenuti a pagare il bollo auto originariamente entro il 30 maggio e il 30 di giugno. La parola definitiva passa
ora l'Aula consigliare con l'impegno anche delle opposizioni ad assicurarne il percorso più rapido possibile. E adesso ci fermiamo, c'è una brevissima pausa, torniamo tra pochissimo con Focus TG. Focus TG, rieccoci nuovamente insieme con tutte le ultime news dal Veneto. È pronto il collegamento con la nostra redazione di Padova con il collega Guido Barbato per tutte le ultime novità appunto da Padova. Guido, allora che cosa ci racconti? Monica, non so se riuscite appunto a vedermi. Allora, diciamo che come accennavi tu nel pezzo che ha preparato Valentina pochi minuti fa, c'è un'atmosfera assolutamente molto frizzante in città, di attesa per quanto deciderà l'UNESCO in merito alla nomina del sito di interesse mondiale per quanto riguarda gli affreschi del 1300 in città. C'è una notizia anche molto bella, si sta aspettando nelle case di riposo la possibilità per i parenti degli anziani ricoverati finalmente di arrivare al momento dell'abbraccio, cioè a poter finalmente potersi trasmettere dell'affetto anche con il corpo tra figli, nipoti e persone anziane appunto che vivono lì. Non ci siamo ancora, manca qualche giorno, siamo andati a vedere che succede all'Opera Immacolata Concezione, una delle più grandi case di riposo di Padova, presso il quartiere della Mandria. Vedete insieme a noi cosa succede al momento. Opera Immacolata Concezione, sede della Mandria. La telecamera entra piano nelle sale del Museo del Giocattolo, attrezzate per i colloqui. Sui tavoli ci sono ancora i plexiglass. Fabiola Forato e sua madre Angela parlano piano, in dialetto. Signora Fabiola, com'è andato questo colloquio? Benissimo, stupendo direi, perché vediamo la mamma, cioè possiamo anche toccarsi con le mani, cioè direi bene. Adesso quando vuoi che si può andare fuori, andiamo sul prato e si abbracciamo. Portiamo un salame di casa, bene. Poi inta brustoia, anche se è una vendita, poi inta brustoia andiamo a fare la merenda all'aperto. Immagino le manchi l'abbraccio della sua mamma. Tantissimo, tantissimo, perché ero anche abituata quando andavo a trovarla a abbracciarsi, proprio lo abbiamo proprio nel sangue noi. Ne pensa che non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Perché figli ne ho un'altra due, ego i nipoti, i piccoli e anche i grandi. Allora noi ci stiamo organizzando per delle visite più vicine, chiamiamole così, tra i familiari e i loro congiunti per la prossima settimana. Ma ed è questo virus, cosa che ne pensa, signora Angela? Io ne penso che sia tanta propaganda e che seppa essere, però penso che è la società che si è fatto anche tanta pubblicità. E del vaccino cosa che ne pensa, signora? Beh, io vedo una roba giusta. Senta, signora, se non sono indiscreto, e quanti anni ha lei? Che domanda difficile. 90. Vabbè, mi risponde la prossima volta. 91. Complimenti alla signora Angela e speriamo che lei, come tante altre persone che sono ricoverate nelle case di riposo, possano quanto prima riabbracciare i loro parenti. Una notizia che dal Padovano e da parte della provincia di Venezia sta facendo il giro d'Italia invece. Dionisio Cumba, che oggi ha 49 anni, solo qualche anno fa era un giovane studente di medicina arrivato in Veneto dal villaggio di Giugudul, nel paese della Guinea-Bissau. Oggi appunto all'età di 49 anni Dionisio Cumba ha realizzato un sogno davvero molto grande, è diventato il ministro della salute della Guinea-Bissau. Questo dottore ha sposato una infermiera dell'ospedale di Padova, la signora vive ancora con i figli a Piove di Sacco, lui fa la spola
tra Piove di Sacco e Dolo e la Guinea-Bissau, il più piccolo dei paesi africani dell'ovest dell'Africa, affacciato sull'Atlantico, e quindi è anche lui poi inoltre l'unico chirurgo pediatrico di questo stato africano. Sua moglie si chiama Laura. A Dolo hanno fondato anche un'associazione che si chiama Toca Africa, con cui sono stati costruiti pozzi per l'acqua potabile e una scuola negli anni proprio nel villaggio di origine del dottor Kumba. So che con i colleghi, Guido, perdonami, so che con i colleghi della redazione state cercando anche di contattarlo, no? Sì, proprio così, di contattare lui, la signora. Lui ancora non si sa bene se è già in Guinea-Bissau per sancire, firmare la sua nomina a ministro della salute, e comunque un fatto che ha colpito molto anche il presidente del Veneto Luca Zaia, che ne ha parlato attraverso i social media e anche attraverso i canali ufficiali della regione. Molto bene. Storia. Io ti ringrazio per il puntuale aggiornamento da Padova, ti auguro una buona giornata e un buon lavoro, e noi ci fermiamo per qualche minuto, c'è ancora una brevissima pausa, poi torneremo con le ultime news di cronaca. Vi aspetto. Rieccoci nuovamente insieme, Focus TG, come vi dicevo rientriamo con la cronaca. Dall'alba di oggi è in corso un'operazione di polizia transnazionale condotta dalla squadra mobile della Questura di Pordenone con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Polizia e del Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia per eseguire ordinanze di custodia cautelare in carcere con emissione di mandato di arresto europeo a carico di 4 persone di nazionalità romena, componenti di una banda che ha compiuto numerosi assalti causando ingenti danni con ruspe ad aree di servizio in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia tra gennaio e aprile del 2021. L'operazione si sta svolgendo tra l'Italia e la Romania. Naturalmente tutti gli aggiornamenti nel corso delle nostre edizioni serali dei telegiornali. E adesso parliamo di agenzie di viaggio, agenzie che sono purtroppo allo stremo, poche ancora le certezze sul pass vaccinale. Per ora viaggiare rimane un sogno, la voglia di partire c'è, ma la diffidenza è ancora tanta. A dimostrarlo le centinaia di richieste di preventivi che stanno arrivando nelle agenzie di viaggio. Una confusione che regna sovrana anche tra gli addetti ai lavori, che non hanno ancora ricevuto, in merito all'utilizzo del Green Pass ad esempio, alcuna linea guida. Non ci è arrivato nulla, noi viviamo alla giornata ricontrollando sempre costantemente tutte le informazioni, entrate e uscite dei paesi, quarantene, non quarantene, tampone, non tampone, le compagnie aeree cosa richiedono, perché poi ogni compagnia richiede ha delle determinate regole, non tutte sono uguali, non tutti i paesi sono uguali. Agenzie di viaggio destinate a diventare anello di congiunzione tra clienti e compagnie, a sostituirsi talora per accelerare i tempi anche alle ULSS. E dico che già lo siamo in realtà, perché siamo già noi che mettiamo il codice del tampone dentro il biglietto, quindi sicuramente sarà da inserire anche un Green Pass. Ci sono da ottenere tutte delle autodichiarazioni per entrare nei paesi, non sono così semplici da compilare, da inviare, quindi diciamo che i clienti comunque si affidano all'agente di viaggio. In questo momento sono disorientati. Tra i preventivi più richiesti, quelli con destinazione Regno Unito, dove 2/3 della popolazione è già immunizzato con il siero AstraZeneca. Privilegiati anche i confini nazionali con scelte di prossimità per aiutare l'economia locale. Qualche prenotazione di verità per qualche paese europeo è arrivata, o vale soggiorni mare, diciamo, quindi la Spagna o la Grecia, o qualche prenotazione per il nord Europa che magari pensano sia meno affollato, che ci sia meno possibilità di assembramento, di fare una vacanza, voglio dire, un po' più green, un po' più distanziati. Venezia è sicura, il video è già diventato virale via social con dediche da tutto il mondo per una speranzosa ripartenza, idea nata dalla disperazione, dice l'imprenditore che l'ha generata. Vediamo. My name is Dani. I'm recording from London, UK. Just to let you know that Venice is finally safe to be visited and the locals there will be overly happy to welcome you all.
Buongiorno, Venezia città bella e sicura. Dalla Grecia alla Sicilia, passando per Londra e la Slovacchia, tutto il mondo, buona parte di esso, si è mobilitato e si sta mobilitando in queste ore via social media per dire che Venezia, la città da sempre tra le più turistiche a livello planetario, è sicura. Idea decollata da un imprenditore macedone che da anni, con grandi sacrifici e dedizione, ha fondato la sua attività lavorativa proprio a Venezia. È lo stesso imprenditore a spiegare l'origine del video, diventato già virale. L'iniziativa nasce ricevendo tante chiamate da tutto il mondo dicendo come Venezia, se è una free Covid o una città sicura. È nata l'idea, perché non chiamare queste persone in quali abbiamo dato le garanzie che Venezia è una città sicura, di poter fare la loro testimonianza. Persone solo in apparenza lontane, ma nella realtà magicamente connesse grazie allo straordinario amore per Venezia. Dobar den, Venezia è sicura. Venezia este in sicurezza. Venezia è безопасный город. Venezia, città straordinaria, è sicura. Venezia, città in ginocchio dopo questi 15 mesi di crisi economica e sociale e che con le sue attività chiede vengano poste le basi della sua rinascita e riqualificazione. E quindi grazie a questo video riceviamo un sacco di chiamate e prenotazioni per Venezia. Venezia è bezpieczna. Venezia è sicura. Venezia è sicura. Venezia è sicura, ripartiamo tutti insieme con fiducia. Ci spostiamo da Venezia a Padova, più controlli e maggiore presenza di forze dell'ordine in piazza Duomo nel fine settimana, commercianti e baristi riuniti in un tavolo tecnico con il questore. Maggiore illuminazione, maggiore presenza di telecamere, pulizia, decoro e soprattutto nel breve periodo, e quindi nell'immediato, una maggiore e più tangibile e visibile presenza delle forze dell'ordine. Queste le richieste degli esercenti di Piazza Duomo fatte al questore di Padova Isabella Fusiello durante l'incontro che si è tenuto dopo la rissa violenta avvenuta sabato sera tra i portici e i tavolini di un bar. Più controlli da subito, mentre per il medio termine i commercianti chiedono eventi ed iniziative per valorizzare un angolo centrale della città che rischia di finire penalizzato da episodi di violenza come quello avvenuto sabato scorso. L'assessore alla sicurezza Diego Bonavina assicura una maggiore presenza di forze dell'ordine per il prossimo fine settimana. Sicuramente, grazie alla collaborazione delle altre forze dell'ordine, penso di ipotizzare che un presidio maggiore, proprio per evitare che si possano verificare questi fatti, penso che ci sarà di sicuro, perché nell'immediato non trovo altre soluzioni. Non vogliamo andare verso delle restrizioni o delle ordinanze particolari. Vogliamo garantire ai nostri cittadini di potersi godere le bellezze di Padova. Tra giovedì e venerdì è in programma anche un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblico per definire dove concentrare i controlli. Posti che possiamo attenzionare, sappiamo quali sono: Prato della Valle, Piazza Duomo, le piazze del centro storico, ma nelle piazze del centro storico è un problema ancora diverso, perché lì ci sono tantissimi plateatici e quindi magari l'impatto visivo è di tantissima gente, ma perché ci sono tante attività commerciali, però noi vogliamo esserci. Quindi sicuramente maggior impegno da parte delle forze dell'ordine ci sarà. Siamo in attesa di collegarci con la sede della Protezione Civile a Marghera per la conferenza stampa del presidente Luca Zaia. Nel frattempo parliamo di un gruppo di ricercatori dell'Università di Padova che ha sviluppato una sonda per calcolare il contenuto dell'acqua nella terra. Quanta acqua c'è sul suolo e sotto il suolo? Quanta nella neve? Quanta se ne può ricavare per uso agricolo, edilizio o per l'alimentazione, evitando di ricorrere a quella dell'acquedotto? Oppure quanta ce n'è per alimentarne uno? Un gruppo di ricercatori dell'Università di Padova ha sviluppato un sensore di ultima generazione per calcolare il contenuto di acqua del suolo. L'apparato misura i neutroni prodotti dai raggi cosmici. Sembra fantascienza, ma è l'applicazione di quanto succede tutti i giorni in natura grazie al Sole e ai pianeti. Una volta che i raggi cosmici colpiscono l'atmosfera, generano una cascata di particelle che è abbastanza importante, e fra queste ci sono i neutroni, delle particelle neutre che per nostra fortuna interagiscono solo con l'idrogeno che in atmosfera è presente nell'acqua. Quindi una volta che questi raggi cosmici hanno raggiunto la superficie terrestre, generano un'informazione
generano una nebbia di neutroni che si diffonde nell'atmosfera e porta alla nostra sonda tutte le informazioni necessarie per riuscire a stimare il contenuto di acqua nel suolo, quindi l'umidità del suolo, riusciamo a stimare l'acqua fuori dal suolo, quindi per esempio la quantità di acqua contenuta nella neve. L'umidità del suolo è molto importante in agricoltura, riusciamo a ottimizzare l'irrigazione, fare irrigazione di precisione e anche ottimizzare l'utilizzo di fertilizzanti. Con Stevanato i ricercatori padovani Marcello Lunardon e Sandra Moretto hanno creato una società, ramo dell'Università di Padova, chiamata FINAP, acronimo di Fisica Nucleare Applicata, con sede nella Città del Santo. Questa sonda riteniamo sia particolarmente importante per l'irrigazione di precisione, e per l'irrigazione di precisione stiamo organizzando delle giornate specifiche nel giugno-luglio 2021 a cui tutti i tecnici e agricoltori sono invitati. La sonda di FINAP non entra in contatto con il suolo e di solito è installata a 2 metri di altezza. Riesce a coprire un'area di almeno 4-5 ettari. Il prossimo passo è farla diventare uno strumento da vendere in tutto il mondo. Le prime commesse ci sono già. È tutto pronto presso la Sala della Protezione Civile a Marghera per la conferenza stampa del Presidente Luca Zaia. Dovrebbe mancare davvero pochissimo, i microfoni, insomma le telecamere sono state posizionate, quindi a breve andremo a collegarci con Marghera. Nel frattempo ci spostiamo a Carmignano di Brenta per il riconoscimento ad un centenario illustre. Ringraziare tanto questo incontro, questo ritrovo, per gli auguri e tanti auguri che ho ricevuto. Una targa consegnata in municipio, un regalo emozionante per Antonio Cola che ha festeggiato 100 anni. Da sempre residente a Carmignano di Brenta, Antonio nella sua lunga vita si è dedicato alla famiglia e al lavoro. Una vita che ha attraversato momenti storici come la Seconda Guerra Mondiale, durante la quale è stato deportato in un campo di concentramento tedesco. Per questo il sindaco reggente Eric Pasqualone ha voluto consegnare questo riconoscimento al signor Antonio, un ringraziamento per il suo insegnamento. Ci ha lasciato un bellissimo messaggio di ripartenza e di speranza per tutti noi. C'è adesso una notizia di cronaca. I carabinieri del gruppo tutela del lavoro di Venezia, con il supporto dei militari di Treviso, hanno arrestato 2 cittadini pakistani accusati di intermediazione e sfruttamento del lavoro aggravato nei confronti di decine di loro concittadini. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Treviso su richiesta del sostituto procuratore Anna Andreatta. Le indagini, svolte tra ottobre e febbraio, dopo una serie di controlli in aziende agricole delle province di Treviso, Pordenone e Udine, hanno portato alla scoperta di un'impresa agricola con sede a Cessalto, Treviso, che reclutava cittadini pakistani da impiegare come manodopera per lavorare presso aziende del territorio in regime di sfruttamento. Il titolare dell'azienda si occupava dell'impiego di lavoratori nelle aziende agricole, mentre un suo collaboratore li reclutava e li trasportava nei luoghi dove venivano sfruttati. Sempre sul fronte della cronaca vi ricordo che è in corso un'ampia operazione, perché ci sono 4 mandati di arresto europei per la banda che assaltava con le ruspe i distributori nelle regioni del nord, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia. Ci sono stati numerosi assalti tra gennaio e aprile sempre di quest'anno, un'operazione che si sta svolgendo tra l'Italia e la Romania, con 4, vi dicevo, mandati di arresto europei per 4 persone di nazionalità romene, componenti appunto di una banda che ha compiuto numerosi assalti, come vi dicevo, con ruspe ai danni dei distributori di aree di servizio nelle regioni soprattutto del nord. Particolarmente colpito anche il Veneto, appunto nei mesi tra gennaio e aprile. Vi ricordo che siamo in attesa di collegarci, ecco l'immagine che è pronta, che ci arriva dalla Sala della Protezione Civile di Marghera. Siamo in attesa di collegarci con il Presidente Luca Zaia per tutti gli ultimi aggiornamenti sulla situazione della pandemia nel Veneto. Ci saranno i dati relativi
ai contagi nella nostra regione, i dati relativi alla pressione sugli ospedali del Veneto, che fortunatamente nell'ultimo periodo è diminuita, sono diminuiti i pazienti ricoverati nelle aree non critiche, ma soprattutto i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, tant'è insomma che gli ospedali del Veneto hanno annunciato, ieri c'è stata una conferenza stampa anche presso l'ULSS 7 Pedemontana, una ripresa delle attività di tipo operatorio, chirurgiche in sala operatoria, un rientro a regime appunto da parte delle sale operatorie nei diversi nosocomi del Veneto, dato il calo della pressione nelle terapie intensive. Purtroppo si aggiorna quotidianamente il dato relativo ai decessi, alle persone che perdono la vita a causa appunto del Covid, dell'infezione da Covid. Sentiremo dal presidente Luca Zaia gli ultimi aggiornamenti sul fronte dunque dei contagi, ma importante è anche vedere i dati sul fronte della campagna vaccinale, una campagna vaccinale che ha preso sicuramente un'accelerazione nelle ultime settimane. Domani siamo in attesa dell'arrivo nella nostra regione del generale Figliuolo, che appunto si sposterà nel Veneto, probabilmente tra Venezia e Padova, per appunto raccogliere quelli che sono i dati della campagna vaccinale nella nostra regione, una macchina organizzativa messa a regime dalle varie aziende sanitarie della nostra regione, che sta registrando una capacità vaccinale importante, però l'ha detto anche ieri il presidente Luca Zaia, servono dosi di vaccino. Questo in realtà è il nocciolo della questione, perché la nostra regione è in grado di vaccinare con numeri molto importanti, ma si attendono appunto i vaccini, le dosi di vaccini, perché questo è il carburante della campagna di vaccinazione, che sicuramente è arrivata a numeri importanti nella nostra regione. Dopodomani c'è anche una giornata importante per quanto riguarda l'ULSS 7 Pedemontana, perché ci sarà l'apertura del nuovo punto di vaccinazione presso l'ex Eurobrico. Chiude quindi la sede di vaccinazione del Pala Angarano a Bassano e aprirà la nuova sede di vaccinazione presso questo capannone ex Eurobrico, con un incremento del numero di linee di vaccinazione, quindi la possibilità per l'ULSS 7 Pedemontana di aumentare anche la somministrazione delle dosi. Siamo in attesa, continuiamo a vedere appunto la postazione del presidente Luca Zaia per quanto riguarda la sede della Protezione Civile di Marghera. Sappiamo che all'esterno c'è stata anche una manifestazione da parte dei dipendenti, dei lavoratori della CC, di questa azienda di Belluno, che hanno manifestato vista il rischio di chiusura dell'azienda, un'azienda che ha sede nel Bellunese. La stiamo seguendo con la nostra redazione di Belluno da qualche tempo. I lavoratori sono scesi a Venezia per manifestare e chiedere soprattutto il supporto da parte del presidente Luca Zaia. Il presidente Luca Zaia, che ieri, come sapete, ne abbiamo parlato all'inizio del nostro telegiornale, è stato a Verona per parlare di Olimpiadi invernali, dell'evento Milano Cortina 2026. C'è stato un incontro tra i presidenti di regione e il vice ministro Alessandro Morelli. Sono stati confermati importanti investimenti anche per quanto riguarda la regione Veneto, e presto anche la nomina di un commissario per la gestione dell'evento. È stato lo stesso vice ministro a parlare di infrastrutture e a parlare anche di Pedemontana, la superstrada Pedemontana, che dovrebbe essere al centro delle notizie dai nostri telegiornali nelle prossime settimane, perché è stata annunciata l'apertura del nuovo tratto, quello da Bassano Ovest fino a Montebelluna, 35 chilometri verso il Trevigiano, molto importanti per il territorio bassanese, non solo, un territorio che ha da sempre sofferto il collegamento
collegamento appunto verso, in particolare verso il Trevigiano. Dunque una valvola di sfogo soprattutto per il traffico pesante, che avrà modo di proseguire in Pedemontana e dunque su una superstrada a pagamento da Bassano anche verso Montebelluna. Si attende l'apertura del nuovo tratto, dovrebbe essere questione appunto di giorni, non c'è ancora la data precisa, ma è certo insomma che è una data che soprattutto chi vive nel territorio bassanese evidenzierà nel calendario, perché sarà una data storica non solo per i cittadini ma anche e soprattutto per le aziende del territorio, di quella fascia insomma di territorio pedemontano, vicentino e trevigiano, che da sempre soffre dal punto di vista della mobilità viabilistico. Poi c'è il grande tema naturalmente della Valsugana e del collegamento verso nord, un tema molto dibattuto sul quale è intervenuto spesso anche il presidente Luca Zaia. Vi ricordo che c'è una buona notizia per quanto riguarda i bolli auto dalla regione del Veneto, perché c'è stato il via libera da parte della Commissione alla proroga dei termini per il pagamento del bollo auto come forma di agevolazione alle famiglie e ai contribuenti in tempo di pandemia. È arrivato il presidente Luca Zaia, c'è anche l'assessore Manuela Lanzarini. Io vi saluto, vi lascio alla conferenza stampa. Scusate il ritardo, ma grazie, perché oggi è la giornata mondiale della fibromialgia e dopo magari l'assessore dà due notizie e spieghiamo anche perché c'è fiocco viola. Inizierei subito con il bollettino. Sono 5.170.000 tamponi molecolari, e i rapidi non ce li abbiamo oggi? Ci abbiamo il complessivo, quelli 27.000, solo il giornaliero non hanno. Sì, non c'è, insomma sono 27.433 rapidi, sommati a quelli di ieri si danno anche il totale generale. 493 positivi su 45.039 tamponi, 1 di incidenza, 1,09. Quindi incidenza più bassa insomma nella storia che abbiamo avuto fino adesso durante le infezioni. Quindi 493 positivi, 45.039 tamponi, 1,09. I positivi dall'inizio sono 418.637. I positivi ad oggi, ovviamente non avendo grandi ingressi di positivi, calano sempre di più, 17.635. In ospedale abbiamo 41 ricoverati in meno, 1117, ci abbiamo verso i 1000 ricoverati. I 41 in meno sono così distribuiti: 979 in area non critica, meno 31, 279, scusatemi, mi sembrava alto 279, cosa è successo? 138 in terapia intensiva, meno 10. Beh, insomma, un bel bollettino oggi, no? Se continua così, bene. Quindi 138 in terapia intensiva, meno 10, 979, meno 31. Ovviamente le terapie intensive, sempre nell'ottica della massima informazione, sono 138 Covid, più 279 non Covid. Totale dei morti più 18 nelle ultime 24 ore, 11.460. Dimessi 21.103. L'augurio alla signora Bernardina Ziglio di Mussolente, che oggi fa 102 anni. Siamo pieni di centenari, tutti vaccinati, vi ricordo 96,2% di adesione sopra gli 80 anni. È stata le ultime 24 ore, noi abbiamo fatto 32.000 tamponi,
scusatemi, vaccini, e li abbiamo finiti. Anzi, potrei dirvi anche un segreto, così qui tra 4 amici, che i vaccini che stiamo facendo virtualmente sono frutto dell'ingegnosità veneta che estrae 7 dosi dal flacone, quindi stiamo facendo la 7ª dose sostanzialmente, che in teoria non ce l'avremmo, perché se fate monte vaccini, monte flaconi, moltiplicate per una dose in più che ricaviamo e ne viene fuori che possiamo farci un paio di giornate vaccinali. E siamo 2.120.414 vaccini fatti. Oggi io dico semplicemente che abbiamo avuto le riunioni stamattina, poi c'è stato più di me, c'è stata l'assessore, perché io ho partecipato e dopo ho dovuto andare all'inaugurazione a Castelfranco del nuovo robot di chirurgia, che è una gran bella operazione, fra l'altro allo IOV di Castelfranco, all'Istituto Oncologico Veneto, presso l'ospedale di Castelfranco. Ma vi dico che rispetto alla modifica dei parametri ci siamo andati ancora qualche giorno, è stata una richiesta anche nostra, in maniera tale che alla volta di domenica e lunedì si chiuda. La voce che ho portato questa mattina alla riunione con i colleghi è quella di dire che comunque siamo entrati di fatto in uno scenario nuovo. Cioè, oggi non abbiamo uno scenario normale, quello che conoscevamo, ma abbiamo uno scenario nel quale abbiamo le vaccinazioni. Quindi capite che anche l'eventuale contagiato non rappresenta più una spia rispetto a una popolazione, ma è una spia rispetto a una parte di popolazione. E quindi i temi di passaggio di zona, di incidenza, abbiamo chiesto che ci siano sempre più automatismi, ma che ci sia il buon senso di capire che non possiamo, perché se tu passi da 1 o 2 contagiati a RT è 2, se passi da 100.000 a 200.000 RT è 2, ma la storia è diversa. E soprattutto saremo davanti molto probabilmente anche alla necessità che abbiamo proposto di avere una dotazione di screening di base, che faccio un esempio, ma solo un esempio, 100 tamponi ogni 100.000 abitanti o 200 tamponi o quello che sarà, di base, a prescindere che ci sia l'infezione o no, in questa fase diciamo di limbo, in modo tale che si vanno a colpire le popolazioni target, possono essere le commesse dei supermercati, diciamo quelli più esposti, continuare negli ospedali, nelle case di riposo, qualche comunità, le scuole, i famosi luoghi sentinella, per capire se c'è ancora una circolazione del virus e se c'è, che entità ha. Però questo deve essere parametrato agli abitanti, perché sennò come facciamo a paragonare l'incidenza di una regione? Ve ricordate il dibattito sui tamponi vecchio, no? E noi dicevamo avevamo tanti positivi, sì, ma facevamo anche tanti tamponi. Quindi l'incidenza deve essere parametrata a questi parametri, ovvero quelli di fare tamponi, diciamo, di routine, no? Di diventare adesso una roba di supporto che tu fai per avere uno screening e un monitoraggio. Guardate, noi con le vaccinazioni stiamo andando avanti tanto. Cominciamo ad avere slot liberi dei 50-59, siamo fiduciosi nel chiudere i 50-59 con una buona performance, direi sopra il 65%, spero, anzi si farà. Di certo non stiamo aspettare chi non arriva. Allora, il tema è questo, c'è dibattito, abbiamo over 80, sostanzialmente sono arrivati a farli quasi tutti. Gli over 70 hanno performato bene, sono quasi all'80%, sono al 76%, ora vi do il dato esatto, così non ci sbagliamo, 82%. E over 80, il dato esatto? 97. È cresciuto rispetto a ieri, avevo 96,2 ieri. Gli over 60 sono 61,8, ma con le prenotazioni e tutte sono un 70% arriviamo. Sugli over 50 anche lì ci arriviamo, 65 dovremmo arrivarci. Allora noi non possiamo tenere slot liberi. Considerate che abbiamo già un contingente per i vulnerabili, i fragili, che non stanno, e lì abbiamo degli slot liberi ma che non è che vengono aggrediti. Allora cosa dico? Faccio appello ai cinquantenni, oggi vado a vaccinarmi, mi sono prenotato. Quindi se qualcuno avesse intenzione di... chi ha deciso di non vaccinarsi è chiusa lì, ma se qualcuno sta ancora pensando quando mi prenoterò, quando farò, lo faccia, perché vi avviso che da lunedì noi apriamo i quarantenni e la partita è chiusa, nel senso che poi
ti puoi vaccinare ancora, ma ti metti in coda con una popolazione di 700 e quanti sono? 799. No, i cinquantenni? 6,99, no, 7, vabbè, insomma quello che è. 6,99, 7,99, 800. Sì, 50 anni, 7,99. No, i quarantenni io dico. Adesso ve lo dico. Sono 742.052 e i cinquantenni sono 7,99. Allora capite che da lunedì c'è questa possibilità. Anche qui l'appello ai 40-49. Ovviamente troveranno slot in agenda che non saranno, probabilmente ci sarà anche magari qualche posto già da lunedì, martedì eccetera, ma avranno modo comunque di fare le prenotazioni nei giorni successivi fino ad arrivare ai primi di giugno, metà giugno, quello che è. Evitiamo di farci prendere dal panico lunedì, lo dico ai 40-49 anni, evitiamo di farci prendere dal panico. Se tutti si riverseranno, noi apriremo le agende, si riverseranno contemporaneamente, avremo un'ora e mezza di casino. Evitiamo di chiamare il call center perché non è che fanno i miracoli o le benedizioni, e come ho visto, l'ho provato sulla mia pelle venerdì, alle 4 non sono riuscito a prenotarmi, però alle 6 ero prenotato, insomma non sono stato lì 2 ore, ho lasciato stare, adesso ho riprovato subito dopo. E sapete come ho fatto? Quando ho cominciato a vedere molti che mi mandavano il messaggio, mi sono prenotato, mi sono prenotata, e ho detto allora adesso si è riaperto il sito e quindi via. Quindi dal lunedì i 40, prego? Assoluto. No, non ho perso tempo. Da lunedì 40-49 anni, ovviamente seguendo sempre il criterio dell'età, nella certezza di mettere in sicurezza, diciamo in maniera proprio estrema, questa ultima fascia d'età. Dopodiché io ci vedo dopo solo una possibilità, che è quella di cominciare a allargare a chi vuole vaccinarsi, punto. Però insomma in questa fase 40-49 ci sta tutta, insomma ci sta. Ovvio che intanto completiamo. Considerate che vi do un dato: nelle nostre agende aperte per tutte le fasce d'età, per tutte le categorie, oggi nelle agende ci sono 200.000 posti liberi. Fra l'altro vi do un dato: ieri noi siamo partiti dal 1° di aprile, vi ricordate le battute? Non funziona il sito perché il 1° di aprile è uno scherzo. Sì, non è che funziona, lo dico ai burloni. Sapete ieri quante prenotazioni abbiamo fatto ieri? La milionesima. 1 milione di prenotazioni fatte col sito ieri. Ieri è scattato la milionesima prenotazione, quindi il sito ha funzionato. Niente. Ormai non si vince più niente, perché poi se dico c'è già con l'uovo mi hanno detto no, sbagli, non si può fare la lotteria con le uova perché dopo c'è un problema di legalità. Vabbè, insomma, ci è andata bene, 30.000 euro li abbiamo donati a Don Dante Carraro per il QAM. E Don Dante a noi aveva donato, abbiamo restituito la donazione, i respiratori, per cui gli ho detto guarda, ti restituiamo il mal tolto o il ben tolto, e quindi abbiamo fatto una patta, ma lui non chiedeva niente, ovviamente ho voluto io dare questo segnale, d'accordo con l'acquirente dell'uovo, fra l'altro. Quanti respiratori vi ha dato Don Dante? Mi sembra fossero 3 respiratori a Schiavonia, guarda. Nella mole dei tanti donatori mi ricordo che ci diede, tanto è vero che quando mi chiamò disse Don Dante, cioè, ti occupi dell'Africa, cioè vieni, non togliere le risorse, ce la facciamo lo stesso? No, ho detto noi vogliamo essere presenti anche noi come veneti in Veneto. E poi quando c'è stata l'occasione dell'uovo ho fatto in modo che insomma si pareggiasse la partita. Prego. Allora, Tosato, Guidone, per ora. Dopo io vi lascio con l'assessore che vi dà anche magari un po' di più informazioni complete sulla riunione. Vi parla della fibromialgia. Io tento di salire al volo, di dedicare 10 minuti, un quarto d'ora ai lavoratori della CC, che non sapevo fossero qui oggi perché io mi ero accordato per vederli venerdì mattina, ma a questo punto li vedo oggi, però siccome sono tiratissimo con i tempi oggi, perché poi è una videoconferenza, vedo di salire quanto prima e di incontrarli. Bene, vado veloce così magari... Sì, grazie.
Intanto appunto sui lavoratori della CC mi pare che abbia già detto, no? Loro non reclamavano, ma chiedevano con forza un incontro con lei perché sono molto preoccupati, dicono che questa avvertenza non si sblocca, che non ci sono segnali positivi, temono un precipitare della situazione, chiedono che si apra formalmente un tavolo in regione e hanno dei dubbi anche circa l'azione condotta da Veneto Sviluppo, dicono che non gli risulta che si stia attivando veramente. A questo punto non anche più l'incontro, hai detto tutto te. Io rispondo. Ho sentito quello che diceva. No, guardate, intanto che non passi l'idea che io non voglio incontrarli, perché l'ho detto qui in conferenza stampa che li incontro volentieri. Quindi non serve far presidio per essere incontrati, primo. Tanto è vero che ero rimasto d'accordo, ieri sera l'assessore gli ha detto guarda, potremmo tentare di fare venerdì. Sono qui oggi, ben volentieri, nel limite dei miei tempi li vedo e affrontiamo il problema, cioè, senza nessun problema. Su questo, perdoni se insisto, sì. Ma si continua a dire da fonti sindacali che ci sarebbe un contrasto tra ministro e vice ministro allo sviluppo economico che sta danneggiando l'andamento di questo tentativo di salvataggio. C'è qualcosa? Non ne so niente, io ho fatto il ministro e so che il ministro è il ministro, appunto. Bene. Parliamo un attimo dei vaccini. Due spunti. Uno l'ha detto lei e mi ha incuriosito. Come siete riusciti a estorcere la settima dose? Con la precisione. Con la precisione. No, da mo' qualcuno, adesso tutti. Nel senso, con la precisione. Bisogna specializzarsi anche nella settima dose. È un lavoro certosino. Facciamo un numero totale di quante da fare rapporto? Non te lo so dire. So che noi facciamo adesso senza, come si vede, generalizzare, ma insomma le settime dosi, cioè noi abbiamo investito sulla storia delle settime dosi. Siringhe di precisione, tecniche, queste cose qui, insomma. Esatto. Perché mi guarda comunque? No, basta così. Cioè. No, ultima cosa, sempre in tema di vaccini, gli intervalli tra prime dosi e richiami. Sì. Il direttore di Pfizer Italia ribadisce che per loro devono trascorrere 21 giorni, non di più. No, lo dico anche per le persone. No, ma abbiamo visto le dichiarazioni, Filippo. È una discussione che riguarda il mondo scientifico, di certo non noi che siamo qui a organizzare la vaccinazione. Guarda, quando ci hanno detto 21 giorni, per noi sono stati 21 giorni. Quando ci hanno detto 42 sono 42, quando ci hanno detto sotto i 60, era sotto i 60 AstraZeneca, poi ci hanno detto sopra i 55, sotto i 55, poi sopra i 60, noi ci adeguiamo a quello che ci dice il mondo scientifico. Sì, non sono scelte discrezionali. No, per carità, certamente no, ma il vostro referente preciso che è? Cioè per voi fa testo quello che dice? Cioè direttamente al Ministero, cioè, per il tramite dei suoi organismi che sono il Comitato Tecnico Scientifico. Sì. Cioè circolare, cioè non è... Cioè, no, attenzione che non sono aggiustamenti che facciamo noi. No, certamente. Peraltro devo dire che ci sono state due fasi. Una prima fase in via emergenziale in mancanza di vaccini, diceva. Dopodiché fu adottata solo dal Trentino, se non ricordo male, roba di 20 giorni fa. Poi è comparsa una circolare e diceva fatelo a 42 giorni. Sentite, io non sono uno scienziato, però la prima... Ho visto le curve di Pfizer e degli altri vaccini. La prima fase dà un plateau di risposta anticorpale che non è eccessivo. Poi arriva la seconda fase. Abbiamo conosciuto questo dibattito. AstraZeneca, per dire, prima aveva un richiamo molto più ravvicinato, poi si sono accorti che dilatando il richiamo c'era più risposta anticorpale. Per Pfizer sarà il contrario, non lo so, ma questa è roba da mondo scientifico. Per adesso si procede con l'indicazione. C'è una circolare, 42 giorni. La ringrazio. Prego. Guidone Vanzan Nicolussi, Mosca. Sì, buongiorno. Volevo chiederle questo, una volta che saranno completati i quarantenni,
Voi continuerete a utilizzare il criterio delle decadi oppure pensate di poter cambiare con quelli che rimangono? Guarda, io mi sono confrontato con il generale Figliuolo anche ieri, abbiamo parlato, voi sapete che abbiamo un ottimo rapporto col generale, ma attenzione che la vaccinazione in Veneto è organizzata dai veneti, cioè non è che, però è giusto che ci sia, come si dice, un coordinamento nazionale, no? Non è che se no torniamo al vecchio sistema che uno vaccinava i ragazzi e un altro correva a vaccinare altre categorie, cioè è bene che ci sia uniformità, così evitiamo dibattiti inutili. Sicuramente sarà oggetto di dibattito, ma io penso, ma questa è una mia personale posizione, penso che arrivati ai 40 anni, uno dice da un punto di vista sanitario e di rischio clinico, si sa che insomma gli under 40 non è che ci hanno riempito le sale, le terapie intensive piuttosto che le aree non critiche, quindi a quel punto diventa equa l'offerta a tutti, no? Io la vedo così, dopodiché discuteremo, però pensare ad andare a fare i 30-39 forse è meglio magari cominciare anche a pensare a categorie, il turismo, i lavoratori, cioè chi è più esposto, chi è meno esposto, andare sull'esposizione magari, no? Ecco, poi volevo chiederle, per quanto riguarda i fragili, i caregiver, conviventi, eccetera, sono categorie sostanzialmente completate o ci sono ancora piccoli numeri? Ci sono buone percentuali, però le slot ce ne sono sempre aperti per loro come categoria, però non c'è più sull'assalto alla diligenza. Voi me lo state confermando perché non fate più domande di ma ha provato, non riesce a vaccinarsi, non capita più perché ormai ci sono gli slot, voi fate una prova, forzate, fate una forzatura e vedete che vabbè, ovviamente se vi siete vaccinati non potete più forzare, ma se trovate un codice fiscale e forzate vedete che funziona. Ho capito, un'ultima cosa, se ci sono delle novità rispetto a quello che è stato detto fino ad oggi a proposito della vaccinazione nelle aree turistiche. No, ad oggi no. Considerate che anche qui, ne parlavo col generale Figliuolo, cioè con le forniture che abbiamo oggi è impossibile pensare di affrontare un tema come questo se non dopo aver vaccinato categorie importanti come quelle che sono in vaccinazioni oggi. Cioè, considerate che quando tu fai 40, da over 40, che dentro una bella fetta di operatori, di tutti, cioè, immaginate che non stai vaccinando gli under 40, ma tutti quelli che lavorano in un'impresa turistica e hanno più di 40 anni li hai già fatti. Okay. Grazie. Van Zan? Buongiorno. Buongiorno. Sui richiami di Pfizer e Moderna, Pfizer 21 è passato a 42, Moderna 28 è passato a 42. Il Veneto si è avvalso della discrezionalità concessa dal Ministero, massimo 42 giorni, cioè scusate, massimo 6 settimane, giusto? Sì, sono 42 giorni. Esatto, sì. 6 per 7 è 42. Sì. C'è una discrezionalità tra ULSS e ULSS? No. Perché a noi risultano ULSS che fanno 42 giorni e ULSS che ne fanno 35. Però hanno giurato stamattina in riunione che non è così. Quindi... Abbiamo però i certificati di persone che si sono trovati con 35 giorni, fortunati loro, a Padova. Vabbè, ma 35 giorni può essere accaduto per tutta una serie di motivazioni, ma no. Cioè, sarebbe, se ce ne date uno, capiamo anche se c'è una motivazione, non lo so, magari uno ha chiesto di poter... Cioè l'eccezione ci può essere, se c'è... Abbiamo dato 49 per 49 giorni. Saranno, cioè, non è, cioè, se uno lo fa anche a 35 o a 43, 44 non è che cade il mondo. Però se la regione dà un input deve essere quello, sono sì, ma io sono d'accordo, l'ho detto anche stamattina in riunione, però il dottor Fortuna di Padova ha detto che lui non risulta, quindi... Porteremo certificati, il mio per esempio ce l'ho nel ma tu hai fatto 49 perché? Ma è anche strano che tu sia riuscita a farlo a 49 perché la norma dei 42 è di una settimana. Io ho fatto la prima dose il 9 marzo. Sì. Di cosa? Pfizer. La seconda dose ce l'ho il 26 giugno. E i miei colleghi... Ah, ti hanno fissato? Non è che l'hai fatta la seconda dose? L'ho fissato a 49 giorni. I miei colleghi l'hanno fissata chi a 30, chi a 32, chi a 29. No, ho capito.
Si tratta di capire sta roba. Guarda, stamattina io l'ho chiesto proprio in riunione, quindi il dottor Fortuna, ve lo ripeto, ha detto che non è possibile, quindi sarà lui a rispondere adesso al fatto. Ma qui parliamo anche di usi diversi, mi scusi Presidente. No, siccome perché parliamo chi mi ha fatto anche domanda ha parlato di Padova. No, Padova, Treviso, c'è anche un collega per esempio a cui è stato mandato un SMS con la data del richiamo dicendo però devi iscriverti sul portale, e lui ha provato 3000 volte e il portale glielo rifiuta dicendo che lui non è previsto, e però se gliel'ha mandato l'SMS. Ma chi gli ha mandato l'SMS? Adesso per privacy non ti posso dire il nome del collega, però l'SMS è stato mandato dall'USL Marca Trevigiana e lui non riesce a prenotarsi. Quindi per carità può succedere che in una campagna così ma noi non abbiamo la prenotazione della seconda dose. Però gli è arrivata sul cellulare, ieri me l'ha fatta vedere. Fateci avere questo messaggio. Sì, va bene. Sì. Assessore, ve lo chiedo apposta perché poi, ripeto, tra colleghi ci siamo confrontati perché abitiamo tutti in città diverse, abbiamo tutti USL diverse, ognuno di noi è stato dato con lo stesso vaccino un richiamo con giorni diversi. Sì, ho capito, però non potete neanche dare uno spaccato della macchina che fa. No, per carità, è un esempio, Presidente. Allora, mandateci invece questo messaggio. Va bene. Perché è strano, sapete perché? Perché non c'è un software che sostiene sta roba qua. Cioè, magari è un messaggio impazzito, non so cosa sia successo. Lo so. Glielo manderemo? Sì, se me lo mandi almeno lo verifichiamo. Allora, eravamo rimasti ancora alla Vanzan, giusto? Sì, devo ancora finire. Prego. Quindi, Presidente, riassumendo, l'indicazione per tutte le USL è fare 6 settimane. Sì. A meno che non ci siano indicazioni differenti dal Ministero, va bene. Sì, dopo se uno, perdonami Alda, viene convocato al 40° giorno, al 39° per un fatto di economia dei lavori, mi sembra logico che va bene lo stesso. Per capire, Presidente, se c'era un'indicazione univoca per tutto il territorio c'è regionale. C'è una circolare. Va bene. Seconda cosa, ieri su Oggi abbiamo riportato nei giornali la notizia che ci saranno delle dosi di AstraZeneca che arriveranno da altre regioni. Il commissario ha appena diffuso una nota stampa in cui da un lato smentisce, dall'altro però conferma che effettivamente ieri ne avete parlato e che a cura della struttura commissariale ci sarà una compensazione tra vaccini non utilizzati da alcune regioni. Ci può spiegare? No, allora, la notizia che noi abbiamo ieri avuto promesse di vaccini non è vera. Io c'ero in riunione, quindi non è vero, il commissario dice la verità. Chi ha diffuso sta notizia qua lo ha fatto semplicemente per far bella figura con qualcuno di voi. Perché ieri, vi dico io quando è stato il discorso. Il discorso è stato di dire valutiamo i magazzini di chi ha magazzino e verifichiamo nel rispetto se c'è modo di riequilibrare, punto. A quel punto il commissario è intervenuto e ha detto guardate, fra l'altro vi faccio un esempio, Puglia e Sicilia si sono scambiati, finita lì la discussione, ma sarà durata 30 secondi. Allora, io non so chi di voi abbia avuto, guardate, io non ho letto i giornali, chi è di voi che ha avuto questa notizia? Ecco, guardatevi bene dalle fonti perché veramente ve l'hanno pompata, ma alla grande, non è stato oggetto di discussione sta roba. Quindi non arriveranno? Non ne so niente, la leggo da voi, ma io contesto la notizia perché? Perché non è vero che ieri è stato detto che verranno mandati i vaccini a noi, che arriveranno dalla Sicilia, altre menate del genere, perché l'unica volta che è stata citata la Sicilia, il commissario l'ha citata per fare l'esempio del riequilibrio a livello di 2 regioni tra Puglia e Sicilia. Basta, ma la Sicilia è stata citata. Io infatti quando mi ha detto stamattina l'assessore ho detto ma che roba è sta qua? Vabbè, la nota del commissario Figliuolo... Ma scusate, peraltro, perdonatemi, scusami, peraltro non è che è una roba da nascondere, magari mi dessero vaccini in più, Però scusate, a me hanno dato dei numeri precisi e anche delle date di arrivo precise. Cosa ti giochi? Quindi... La casa, l'armadio? Non è questione di giocarsi, è questione che se una i numeri si giocano? Sì, però una fonte ufficiale, non credo che abbia interesse. Ufficiale? Sì. Vuoi mettere in discussione che io sono meno ufficiale della tua fonte? No, non metto in discussione niente, nessuno. Sto semplicemente spiegando il perché, che uno non si inventa nulla, per carità, ci mancherebbe altro. Una fonte ufficiale mi ha detto sia le date che le quantità, che non ci vedo niente di male sinceramente, che dal sud dove non le utilizzano perché c'è un utilizzo ma del 40%, la fonte non può dire che abbiamo parlato ieri di sta roba, non è vero. Ma io non ho scritto che voi avete parlato di questa cosa, Siccome sono tanti... io non ho scritto che voi avete parlato. No, a me non me ne frega niente perché non so niente di sta roba. Domani c'è il generale, glielo chiedete, esatto, glielo chiediamo, gli chiederete se è vera sta roba. Esatto.
Così come è stato detto della, diciamo, compensazione tra Sicilia e Puglia, è stato detto che siccome Campania, Calabria e Sicilia hanno un utilizzo di AstraZeneca che va dal 40 al 60% contro l'80% del Veneto... Non è proprio stato detto ieri. Qua sono tutte... No, ma io non sto dicendo quello che voi avete detto. No, non è stato detto in riunione proprio. Appunto, io non sto dicendo quello, io non ero in riunione con voi. A me sono stati forniti questi dati. Beh. Quindi niente si inventa nessuno. Non lo so, vediamo se arrivano i vaccini. Vediamo se arrivano volentieri, sì. Torniamo alla Ranzan? Sì. Presidente, ho due domande extra. Prego. L'apertura del tratto chiave della Pedemontana è confermata per il 28 sì, maggio? Il 28 io l'avrei annunciato ufficialmente, anche perché volevamo, e quindi il 28 ci sarà l'apertura e inaugurazione, sono 35 km da Bassano a Montebelluna. Di fatto è il più grande lotto che apriamo, anzi sono più lotti messi assieme, e quindi di fatto tutto quel territorio per metà ormai inizia a respirare. Da Montebelluna si andrà a Bassano in 10 minuti, un quarto d'ora, non so quando ci si metterà, un quarto d'ora saranno, un quarto d'ora, 20 minuti, quello che è, e una bella infrastruttura. Considerate che noi contiamo di arrivare all'innesto sulla 27, quindi a Treviso, di riuscirci per fine anno. Resteranno ovviamente il tema dell'innesto sulla 4 Montecchio e la galleria di Malo di 6 km che penso arriverà nel 2022, perché è stata oggetto di sequestro, di dissequestro. Però insomma è una bella soddisfazione riuscire a inaugurare già questi 35 km che non sono pochi. Quindi alla fine dal 28 riusciremo a percorrere sostanzialmente si va da Montebelluna, per i trevigiani si arriva fino alla Valdastico, e per gli altri, per i vicentini, da Valdastico a Montebelluna. Quindi si va a Valdastico, Braganza, Bassano, sono tutte... Vi ricordo un dato sulla Pedemontana, perdonami Ada, così ne approfitto. Sono 94 km e mezzo di infrastruttura, 36 comuni attraversati, 14 caselli, c'è un casello ogni 5,9 km. Costo dell'opera 2 miliardi 258 milioni di euro. Però vorrei ricordare, lo dico per gli esperti di fare i conti e dopo dire chi capiò tutto, che non si fa 2 miliardi 258 diviso 94,5, perché solo sul fronte chilometrico ce ne sono altri 68 di chilometri di opere complementari che abbiamo realizzato. E vi dico che questa infrastruttura, quando io l'ho ereditata, c'erano veneti che avanzavano 300 milioni di euro di espropri che abbiamo subito liquidato con non poca fatica. Cioè gli espropri spalmati su 94 km e mezzo sono 300 milioni di euro. Se lo dividete per il numero di chilometri vedete anche quanto fa il chilometro. Sono 3 milioni più o meno a chilometro. L'ultima domanda, Presidente. Fuori, appunto ne parlava prima, che li incontrerà, ci sono i lavoratori, il presidio dell'ACC. Un altro distretto che è finito nelle mire o nei desideri di gruppi cinesi è quello della Conceria, il distretto della Conceria nel Vicentino. Le chiedo se è a conoscenza di questo, che cosa ne pensa, se la Regione pensa eventualmente di intervenire e qual è appunto la sua opinione in merito ad una eventuale scalata, come si è appalesato in questi giorni, di gruppi cinesi nel nostro distretto veneto. Guardate, allora, premesso che il mercato regola il mercato, nel senso che io non mi permetterei mai di fare ingerenze e ingressi a gamba tesa, però faccio due considerazioni. La prima, che stiamo parlando di un settore che fattura circa 3 miliardi di euro per noi veneti, Arzignano, e l'oggetto del desiderio è una società che di fatto è il pivot, è il punto di raccordo tra tutte queste concerie, no? Perché è il punto nel quale si vanno a trattare tutte gli scarichi, e quindi tutto il tema è anche un tema ambientale ma anche di visione, no? Quindi è una sorta di posizione dominante, cioè questa è la società che è riferimento. Il fatto che
i nostri imprenditori avevano scelto, mi sembra di capire da quello che ho letto sui giornali, di restare con Banca Intesa, di restare in un ambito nostro e non dar via, come si può dire, dare vita a questo shopping o soddisfare questo shopping, ma io lo trovo assolutamente, come si può dire, rispettoso anche dei territori. Io non so niente contro gli altri, però è pur vero che se andassimo a chiedere a un cinese se è felice che arrivino quelli di Arzignano a comprare lì, probabilmente dice preferisco che ci sia qualcuno di Shanghai e viceversa, no? Però ripeto, la stiamo guardando da fuori anche con molta attenzione, perché comunque è uno dei segnali che va nella direzione della preoccupazione di questi territori, ma una preoccupazione solo di strategia industriale, perché comunque se le proprietà delle nostre imprese cominciano a migrare è inevitabile che il governo delle nostre imprese non sarà più tenuto dai veneti. Questa è la preoccupazione del Presidente della Regione. Dopodiché, come si dice, sono fondi, sono società e hanno tutto il diritto di rispetto. Chi vince e anche chi perde. Però insomma si può tifare per qualcuno, noi tifiamo per i nostri. Torniamo a Nicolussi o avevi esaurito? No. Allora, io volevo un attimo riassumere allora. È una scusazio non petita però, Non ho detto niente? Non sono permalosa, nessuno te l'ha chiesto, vuol dire che sei permalosa. Lui ha detto se hai finito, no? Devo ancora iniziare. Vai. Devo ancora iniziare. Allora, volevo capire due cose. La prima, se allora a questo punto oggi è mercoledì, ci dite qual è la fornitura che avete ricevuto, che state aspettando. Arriva oggi. Ecco, se ce la dite. Dopo l'assessore ve lo dice. Ecco. Poi volevo capire, la 7ª dose è per Pfizer, per Moderna e AstraZeneca ho capito di no, ma per Moderna c'è la possibilità di arrivare a 12. Noi spremiamo il limone fino in fondo. Siete in grado di arrivare a 12 anche con Moderna? Ci stiamo lavorando. Ecco, appunto. Questa è vera? Benissimo, perfetto. Anche quella di prima era vera. Vedi? Ok. Poi l'altra cosa che mi interessava. Prego. Per quanto concerne la revisione dei parametri, allora mi pare di aver capito che le regioni abbiano chiesto di tenere in considerazione l'RT ospedaliero e non più quello dei contagi, perché in questa fase della pandemia non è più troppo fedele della situazione, ma anche di abolire il sistema colore per introdurre il sistema aree di rischio basate sull'incidenza, quindi 50 per 100.000 abitanti rischio basso, 150 rischio medio e sopra rischio alto. Volevo capire, questa è una proposta del Veneto? Ti lascerei all'assessore dopo, è anche più corretto che lei ha partecipato a tutta la riunione. No, una proposta delle regioni, nel senso che la proposta è stata costruita dal gruppo di lavoro, però oggettivamente, coordinato dalla dottoressa Russo. Sì. Però considerate che è una proposta condivisa con le regioni, noi siamo assolutamente compatti e preoccupati, perché capite che se non si fa nulla c'è veramente il rischio che questi parametri senza creare veramente un'emergenza, possano farci saltare in una zona di un colore che non va bene, tipo arancione o rosso, perché abbiamo delle simulazioni che basta una banalità, avete capito? Basta un focolaio magari ben censito e tu fai schizzare l'R/T, magari stiamo parlando di un focolaio che riguarda poca cosa, ma da una settimana all'altra ti fa schizzare l'R/T. Le perplessità che ha espresso il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità, quali sono? Ma c'è disponibilità a ragionare. Sì, giustamente, c'è perplessità che da un lato ce l'abbiamo tutti, che è quella di avere un modello che sia rispondente. Però se voi ci pensate, allora c'è un tema che io ho portato anche oggi nel mio intervento, si dice che la percentuale di saturazione di terapie intensive e area non critica è un'istantanea, ma non è predittiva, cioè non è come l'R/T che ti dice cosa accadrà. E in parte è vero, perché noi ormai abbiamo esperienza, sappiamo che le terapie intensive non è che te le riempi in un giorno o l'area non critica. Comunque le infezioni hanno sempre dimostrato un certo andamento, no? Sia dei positivi che una percentuale sulle terapie intensive che sull'area non critica. Quindi magari
ritocchiamo questi parametri e utilizziamo anche questi parametri come azione predittiva, no? Per dire, guarda, se io ho il 5% di terapie intensive, cosa vuol dire? Se le ho avute in un mese è una roba, se le ho avute in 5 giorni forse significa. Quindi anche lì ci sono degli algoritmi che si possono costruire. Cioè noi stiamo spingendo di più sul tema RT sintomi, coefficienti di riempimento degli ospedali, perché sono temi che abbiamo visto. Poi sapete, io mattina quando vedo il bollettino, ne arrivano 2 al giorno, prima roba, guardiamo qual è, terapie intensive e area non critica, lì capisci come stai manovrando. E gli ingressi, altro aspetto, gli ingressi, le prese in carico. Però insomma io sono convinto che troveremo una soluzione, è interesse comune di trovare una soluzione, nell'interesse della salute dei cittadini, sì. Non vorrei che fosse banalizzata da qualcuno, cioè, perché vedo che viene venduta sta storia del coprifuoco come quella della Baldoria. Cioè. Sì. E l'ultima cosa, volevo capire se nelle ultime riunioni che avete fatto vi hanno annunciato, perché continuano a dirlo a noi, però vedo che poi non arriva nessuna circolare ufficiale, se e quando ci sarà la nuova raccomandazione per l'utilizzo di AstraZeneca sotto i 60 anni. No, ieri c'è stato un micro accenno, ma ancora non c'è nulla. Io sono convinto di una cosa, allora c'è un'autorizzazione generale EMA che parla di utilizzabilità sopra i 18 anni di AstraZeneca, c'è un'indicazione nazionale nostra di raccomandazione sopra i 60 anni, di mezzo c'è il mare magnum, cioè di mezzo immagino che ci sia assolutamente la possibilità. Ieri il commissario invece ci ha detto una cosa, che AstraZeneca conferma le forniture fino al 2022, cioè quando si mette in discussione, tutti abbiamo letto della chiusura del contratto europeo, ma non per quello che è già contrattualizzato, quindi ci ha confermato che le forniture di AstraZeneca continueranno ad esserci, quindi per la proprietà transitiva quando abbiamo finito gli over 60 chi lo diamo all'AstraZeneca? Appunto. Mi sembra logico, lo dico ai cinquantenni che stanno ancora pensando se vaccinarsi o no, che sarà inevitabile che vengano abbassate le fasce di età. A posto? Grazie. Abbiamo a questo punto Moscati. Lei che poi vado a ricevere. Sì. Antonella? Mi sono messo il fioco da fibromialgia. Sì. C'era anche l'assessore. Sì. Poi Lilla va di modo quest'anno. Dopo ci mettiamo in piedi con l'assessore, la facciamo assieme. Prego. Sì, niente, buongiorno Presidente, volevo solo chiedere. Buongiorno. Mi chiedono parecchie persone, visto che c'è il nuovo punto vaccinale a Villorba, vengono chiusi gli altri 2, quello di Casale, quello di Lubignano e quello da oggi. Però ufficialmente le persone, per esempio, che avevano l'appuntamento per il richiamo, perché non hanno ancora ricevuto una specifica conferma, che vengono solo spostate, perché alcuni dicono, operatori che portano in genere le persone eccetera, dicono, qualcuno ha detto che con l'occasione vengono chiamati ma gli viene anche spostata la data. Per cui c'è un attimino... Devo fare una verifica, perché siccome è un'informazione che riguarda molti, eviterei di facciamo una verifica e domani diamo un'informazione corretta di quello che sta accadendo. Domani non ci sarà la conferenza. Ah no, domani no, ma lo potremo dire venerdì. Perché venerdì... Ma mandiamo un comunicato oggi. Esatto, ecco, sì, grazie, sì. Perfetto. Prego. Grazie. Vi lascio, l'assessore Lanzarini vi parla della riunione di questa mattina, nello specifico, della fibromialgia e degli arrivi. Facciamo la foto. Ma vediamo la foto comunque, dai. La signora deve fare la foto. Grazie a voi, buon lavoro. E scusate il ritardo, ma alle 45 ero ancora a Castelfranco. Questa roba qua. No, ma questa è mia. La viabilità. Posso arrivare? Ciao, buongiorno. Assessore, prego. Allora, partirei con gli arrivi, visto che mi è arrivata la tabellina degli arrivi, no? Allora, Moderna è arrivata l'8, quindi era arrivata l'8 era sabato, 29.300 dosi.
Oggi arriva come ogni mercoledì Pfizer, che sapete che arriva il mercoledì, 171.990 dosi, 171.990, arrivata oggi, quindi da domani è disponibile perché viene scongelata e poi quindi è utilizzabile. Il 15 arrivano 12.900 dosi di Moderna e 29.300 arrivano Johnson & Johnson 12.900 e arrivano poi 29.300 dosi di Moderna. Questo è quello che arriva questa settimana. E quindi AstraZeneca? Non arriva. AstraZeneca ci arriva a una data, no, non c'è neanche una data. Tra 2 settimane? No, forse una settimana, comunque fine settimana, non ce l'ho quella di AstraZeneca, comunque questi. Johnson e Moderna arrivano quando? Il 15. Quindi AstraZeneca non ha neanche... 12.900 Johnson & Johnson il 15 e 29.300 Moderna il 15. Aspettate, in fondo mi hanno mandato un altro messaggio adesso. Il 15 arrivano anche 23.600 dosi di AstraZeneca più altre 10.000. Ecco, quindi arrivano questi il 15, anche 23.600 più 10.000. Ma le più di 10.000 da dove arrivano? Non c'è la tabella qui di 10.000. Ma non sono 145.000? Se fossero anche 10.000? Sì, ma sono 10.000 questa settimana e 110.000 la prossima. Vediamo se la prossima vi arrivano 110.000. Guardate, allora vediamo, perché da tutte le nostre fonti che abbiamo non abbiamo, io ho anche chiesto, stamattina quando ho visto l'articolo la dottoressa Russo e il dottor Mongillo, ho chiamato il dottor Fattori, ho chiamato nessuno sa di questa cosa qui, quindi allora, quando arriverà lo comunicheremo. Perfetto. Oppure metteremo in evidenza insomma che era un'informazione che può darsi che c'era ma non si è verificata, non lo so, insomma. Comunque oggi noi non abbiamo informazioni su questo, assolutamente. Va bene, allora ci riaggiorniamo. Perché chi segue la logistica insomma non ci ha dato questa comunicazione, siccome l'abbiamo vista anche noi, l'abbiamo subito verificata, però non ci hanno dato insomma conferma di questo. Okay. Va bene, allora detto questo, c'è stata una riunione ieri, Commissione Salute, che ha lavorato per 2 ore rispetto appunto a tutta una serie di questioni, ma anche sul discorso dei parametri, in preparazione dell'incontro di questa mattina. Questa mattina ci sono stati un incontro con le regioni e poi un incontro con il ministro Speranza e il ministro Gelmini. Allora, è uscita una proposta che però è una proposta che è ancora appunto in itinere, quindi più di tanto non diamo notizie, perché insomma ci sono dei tavoli che si devono comunque adesso con il Ministero, con l'Istituto Superiore di Sanità si devono trovare in questa settimana. L'intento è quello, accelerare il più possibile, quindi arrivare a questa cabina di regia che ci dovrebbe essere il lunedì, almeno questo è stato annunciato, con anche insomma una formulazione di questi nuovi parametri che andrebbero a superare i famosi 21 parametri che sono quelli di aprile. E quindi una cosa che è stata sottolineata è che noi siamo da 52 settimane ancora monitorati con i parametri che sono stati previsti in aprile, con sicuramente una situazione molto diversa, quelli famosi vecchi di aprile dell'anno scorso, quindi 52 settimane che noi siamo monitorati con questi parametri, con una situazione sicuramente diversa tra prima, seconda e terza ondata, insomma questo l'abbiamo visto, e quindi la necessità dopo 52 settimane le regioni dicono di sicuramente fare un punto e rivedere questi parametri. Come diceva il Presidente, c'è sicuramente un'indicazione delle regioni, quindi tutte le regioni, il gruppo di lavoro ma che parla e poi si è confrontato con tutte le regioni, di andare più sull'incidenza dei casi, che ancora quindi andrebbe poi associata a dei scenari che per facilità rimangono i scenari di colorazione, perché ormai insomma ci siamo abituati a scenari di colorazione rosso, arancione, giallo, bianco, quindi rimarrebbero legati a questi scenari, quindi in base all'incidenza sui 100.000 abitanti, con un'attenzione rispetto al cosiddetto RT ospedaliero, quindi occupazione, terapie intensive e area non critica, e anche con un riferimento rispetto a un quantitativo di tamponi legato anche questo ai vari scenari.
Questo proprio perché quantitativo di tamponi legati agli abitanti, ma anche che fa riferimento a quello che potrebbero essere i vari scenari, proprio per non trovarsi nelle discrepanze che ci sono regioni che comunque fanno tanti tamponi, altri no, quindi un minimo insomma di anche quantitativo di tamponi. Questi sono un po' i discorsi che si sono fatti questa mattina, con cui c'è stata un'interlocuzione per il gruppo di lavoro, ha lavorato molto nei giorni scorsi, ieri mattina, e ci sarà anche un nuovo confronto con l'Istituto Superiore di Sanità e con il Ministero proprio su queste indicazioni che le regioni insomma hanno un po' cercato di abbozzare. Mi sembra che la disponibilità ci sia e quindi aspettiamo i lavori di questi giorni insomma, ecco, per dare indicazioni più precise, per uscire insomma, trovo anche corretto. È stato un lavoro importante fatto appunto dalle regioni che hanno anche con le proprie prevenzioni, perché poi sono le prevenzioni delle regioni, quindi quelle che si occupano dei piani di sanità pubblica, anche effettivamente potuto vedere anche l'andamento che c'è stato in queste 52 settimane, quindi anche sul campo insomma verificare questa cosa. E questo per quanto riguarda... Mi scusi Assessore, già che sta parlando di questo argomento, sul coprifuoco invece avete raggiunto un accordo? Non si è parlato minimamente, quindi ve lo dico già, sulle misure restrittive, quindi probabilmente ci sarà un rimando a un altro incontro. C'era anche il ministro Gelmini, quindi che un po' coordina quando ci sono le misure, però non si è parlato minimamente di misure restrittive, riaperture, allentamenti, cioè quello che sentiamo, ecco, quindi non si è toccato a questo argomento e quindi non ho nessuna novità da darvi rispetto a questo. Quindi abbiamo capito che i parametri per questa settimana rimangono gli stessi, quelli che conosciamo già, che quindi la cabina di regia si pronuncerà come solito venerdì. Da settimana prossima, insomma, probabilmente con invece l'incontro che ci sarà lunedì e con il tavolo che in questi giorni continuerà a lavorare, quindi non solo regioni, l'aveva già fatto, ma comunque con queste nuove proposte, Ministero, Istituto Superiore di Sanità, si dovrebbe arrivare invece a un provvedimento che recepisce o comunque insomma va in questa direzione. Ci sono domande su questo? Se no... Vanzan? Velocissimamente Assessore, buongiorno, era per capire, è presto, è mercoledì, però insomma un'idea c'è, se saremo ancora gialli. Ma allora il Presidente l'aveva già detto che con incidenza bassa e anche con una prospettiva di RT che aveva dei punti anche inferiori, se vi ricordate, a quelli della settimana scorsa, non abbiamo insomma oggi segnali contrari, quindi insomma su quello che sarà il nostro posizionamento. Aspettiamo domani, sapete che noi domani giovedì di solito insomma abbiamo i numeri che poi vengono redatti dalla nostra prevenzione e poi insomma vengono confermati, quindi oggi non ho un numero, però insomma gli indicatori che noi abbiamo e avevamo insomma ci comunque pongono in questa situazione. Io volevo fare un'altra domanda, però non su questo, Assessore, quindi se lei vuole completare il discorso. No, poi finivo con la fibromialgia, ma finisco dopo, quindi. Come vuole. Semplicemente, siccome naturalmente oggi dobbiamo presentare la visita di domani del generale Figliuolo, se ci può dare un minimo di scaletta più precisa. No, allora la scaletta è quella, aspettate che provo a verificare se trovo qui sul cellulare. Allora. Beh, comunque arriva alle eccoci qua. Arriva, noi c'è l'incontro alle 10:30, c'è l'incontro al padiglione Rama. Sì. Alle 10:30. Ah, d'accordo. No, al padiglione Rama non sono previste, non è prevista stampa, anche perché insomma c'è un protocollo molto ben definito e quindi la stampa, l'incontro è invece quando finisce la visita al Palexpo. Quindi lui dal padiglione Rama va? Allora, alle 10:30 c'è gli incontri insomma, tecnici con la regione insomma, all'interno del padiglione Rama e quindi un confronto anche con alcuni dati eccetera. Sì. Poi alle 10:30 è al centro vaccinale Palexpo. Aspetti Assessore, mi perdoni. 11:30, scusatemi, okay. 11:30, no, avevo letto, scusate, 11:30 al Palexpo. Sì. Visita il centro e poi si ferma per un incontro
incontro con la stampa. Ecco, io manderò oggi, autorizzato dal commissario, perché la responsabilità e l'organizzazione è loro, dovrete venire al Pala Expo, via Ferraris 5, Marghera, Venezia, un breve punto stampa, così come espressamente indicato dalla segreteria del commissario, esibendo un test molecolare antigenico con esito negativo effettuato entro le 48 ore antecedenti. Avrete un ingresso dedicato, ma oggi vi spiegherò tutto. È l'unico momento in cui si può ricevere la stampa, sarà brevissimo, ve lo dico fin d'ora, così adesso dopo ne parliamo insieme. Ok, e questo. Poi alle 12:10 c'è il trasferimento a Padova presso il centro vaccinale della Fiera. Sì. C'è quindi la visita poi verso le 12:40 insomma dei padiglioni lì della Fiera, dove ci sono i centri previsti, appunto padiglione 8 e padiglione 6, non mi ricordo, insomma i centri appunto che sono collocati in Fiera. Poi si trasferisce all'interno del Dipartimento Militare. All'ex ospedale militare? Sì, però qui non credo che insomma sia prevista appunto anche un seguito. Non sappiamo l'orario qua, Assessore. Subito dopo. Okay. E poi c'è un momento di pausa e poi invece si trasferisce al trasferimento presso il Comando delle Forze Operative di Supporto a Verona verso le 14:30. Cioè parte per andare a Verona alle 14:30, dove poi appunto farà la visita alle 16:30 al lab del terzo storno a Villafranca. Ecco, la struttura del commissario mi prega di avvisare i colleghi che la visita è tecnica, quindi diciamo che non è pubblica, nel senso che l'unico momento in cui si potrà parlare e fare qualche veloce domanda al commissario sarà quello che vi ho detto prima. Al Pala Expo. E anche a Padova Fiere si può seguire la visita? La visita è tecnica, quindi il commissario viene per incontrare i tecnici e i responsabili politici, punto. No, perché ci sono già i nominativi di chi lo segue. Sì. Quindi abbiamo dovuto dare noi i nominativi di chi lo accompagna a Verona piuttosto che a Padova, e quindi non è aperta. Ma neanche per i fotografi? Ragazzi, dovete chiedere al commissario. Io sono autorizzato a dirvi quello che vi ho detto, punto. Una visita di figliuolo che arriva al centro vaccinale. Nicolussi, devi parlare col commissario, punto. Va bene, allora riprendo insomma quello che diceva il Presidente. Oggi è la giornata mondiale della sindrome della fibromialgia, 12 maggio 2021. Quindi illuminiamo la fibromialgia con gli edifici e le piazze che si colorano del colore viola, come quello insomma del fiocchetto che avete visto che io e il Presidente abbiamo esibito. Si calcola che in Italia ci sono circa 2 milioni di italiani che soffrono di questa patologia, più diffusa tra le donne e nella fascia di età dai 40 ai 60 anni. E ringraziamo e comunque sottolineamo anche l'associazionismo che è parte attiva all'interno appunto per quanto riguarda questa patologia, e nello specifico l'AISF, Onlus in Veneto, che è l'associazione tra cui poi è partito un po' anche tutti i vari provvedimenti che si sono susseguiti. E ricordiamo che la Regione Veneto nel 2012, nel piano sociosanitario del 2012, ha riconosciuta la fibromialgia come malattia ad alto impatto sociale e sanitario, e ha poi ridefinito molto bene la rete, che prevede appunto dei centri di riferimento che sono quelli della Borgo Roma, quindi a Verona, presso il presidio ospedaliero di Valeggio sul Mincio, sempre a Verona, a Padova all'interno appunto nella divisione di reumatologia dell'Università e quindi l'azienda ospedaliera di Padova, a Belluno e a Vicenza Arcugnano presso la medicina riabilitativa di Casa di Cura Villa Margherita. Questi sono un po' qualche indicazione. Oggi è anche la giornata internazionale degli infermieri e quindi l'occasione anche quella per ringraziare le professioni sanitarie, nello specifico gli infermieri, che sappiamo insomma
sono stati e sono tuttora insomma fondamentali per quanto riguarda appunto in prima linea. Sappiamo che per quanto riguarda le professioni sanitarie e gli infermieri c'è un grosso deficit anche in Veneto per quanto riguarda appunto questa figura, l'abbiamo visto e capito anche all'interno negli ospedali ma anche delle case di riposo, e quindi con le università, in particolare l'Università di Padova, abbiamo cercato di aumentare quindi la programmazione per il prossimo anno, che passa da, vado a memoria perché non avevo estrapolato questi dati, passa da 1200 mi sembra a 1500. Mi scusi Assessore, si riferisce al corso di laurea? Sì, al corso di laurea per la specializzazione in scienze infermieristiche, certo. Ok, perfetto. E qual è il deficit attuale adesso di infermieri? Quanti ve ne mancano? Ne mancavano, io avevo un dato, solo per le case di riposo circa 3.000. Quindi poi voi capite tra pensionamenti, tra chiaramente anche personale aggiunto, vi ricordo che dall'inizio pandemia ad oggi noi abbiamo assunto circa 5.000 persone, di queste 5.000 persone mi sembra che 1.500 siano infermieri più o meno, insomma, poi gli altri sono medici e un po' di operatori sociosanitari. E c'è sempre il deficit di 1 migliaio di infermieri negli ospedali o è cresciuto oltre ai 3.000 nelle case di riposo? Non ho questo dato, eventualmente visto che la giornata, se oggi riusciamo anche a recuperarvi qualche dato più preciso ve lo diamo. Grazie. E direi che possiamo chiudere qua. Grazie.